Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima partenza, è velocissima Brooklyn Lux nei confronti Numero di Bip Bip uno, MTT. Adamo Al largo Dipa, squalificato. c'è Bonton GSO, mentre ha sbagliato la favorita Ziguli dei Greppi, ha sbagliato anche Vince Rogar. Bonton GSO che si presenta su Brooklyn Lux, che per il momento numero risponde 7, picche. Barbabietto Poi Bip Bip Lopel, MTT. squalificato. Quindi Becoming a precedere Africa Jet, Brilliant Firm, Corsaro Nero Font, mentre è finito a tabellone Barbabietto Lopel, 14,8 per i primi 200 metri di corsa. Bonton GSO retrocede perché Brooklyn Lux non ha intenzione di concederle strada, 36 per i primi 400 metri di corsa. Carmine Piscoglio con la leva di Lamberto Barbieri e Vincenzo Gianmarinaro conduce il ritmo. Ora ritmo lento. C'è la mossa in mezzo alla pista da parte di Braveheart Griff che prova a rifare il gruppo e ad andare ad aggirare Africa Jet, che al momento si trova allo scoperto. Rimane secondo in corda Bip Bip MTT, terzo Becoming, attacca Braveheart Griff che va deciso su Brooklyn Lux, ne sortisce un parziale svelto, 31,4 la seconda frazione, ma con un 14,9 davanti alle tribune. Brooklyn Lux dice di no anche a Braveheart Griff. Secondo alla corda è sempre Bip Bip MTT, Africa Jet in seconda pariglia al largo, terzo allo steccato è Becoming, mentre si muove per corsie esterne numero anche 14 Vince Rogar, Brilliant Firm che squalificato. precede Corsaro Nero Font, mentre si è infilato allo steccato Adamo Dipa che precede contro il terzo parziale in 29,7, 1,31,7 per i primi 1200 metri, che vuol dire metà gara. Si va sulla curva di sinistra per la penultima volta. Brooklyn Lux e Braveheart Griff a condurre le danze nei confronti di Bip Bip MTT e di Africa Jet. Muove in mezzo alla pista Brilliant Firm che si porta in scia Corsaro Nero Font, terza pariglia esterna per Amon U SM, sempre blindato alla corda Becoming. Davanti alle tribune una frazione in 15, 2,2 il primo miglio di gara, con Brooklyn Lux che continua all'avanguardia nei confronti di Braveheart Griff al largo, di Bip Bip MTT allo steccato. Brilliant Firm proteso in terza ruota da tempo, Corsaro Nero Font che ne segue le mosse, la curva di destra ancora in 15, Brooklyn Lux è in vantaggio, accelera ora perché arriva con decisione Brilliant Firm. Corsaro Nero Font che continua a filarlo, cerca di trovare un varco Becoming, allo steccato bene ancora Bip Bip MTT, la rete line 14,6, Brooklyn Lux accelera nei confronti di Bip Bip MTT, Corsaro Nero Font in mezzo alla pista, ha finito lo spunto Brilliant Firm, non sa dove andare Becoming, che però ora ha l'opzione open stretch, la retta d'arrivo con in vantaggio Brooklyn Lux nei confronti di Bip Bip MTT e di Corsaro Nero Font. Va di dentro Becoming, al largo Corsaro, in testa Brooklyn, di dentro Becoming, lotta aperta, in centro Bip Bip MTT, Becoming e Marco Stefani portano a casa una corsa venuta sul piatto d'argento, 28,4 ad arrivare, 1,15,5 il ragguaglio cronometrico. Becoming, Marco Stefani che fa bis consecutivo nel vittoria dopo la vittoria dell'anno precedente. Il training è di Mauro Baroncini e i colori sono di Alessandro Maestri. Il successo in open stretch del numero 8, l'esultanza di Marco Stefani al secondo, Brooklyn Lux per il terzo, foto micidiale tra Corsaro Nero Font e Bip Bip MTT, finiti perfettamente apparecchiati. Il successo però, e andiamolo a sentire in premiazione, è tutto per Becoming, Marco Stefani, Mauro Baroncini e Alessandro Maestri alla proprietà del 6 anni da Brillantissim e Super Giulietta, che porta a casa un gran successo.